Nella giornata di ieri ha fatto clamore la conferma nella classifica dei siti web che riguardano l'Italia e le notizie, una classifica redatta da NewsGuard che si occupa a livello internazionale del controllo della veridicità delle notizie nel web. E la Nuova Sardegna per il secondo anno consecutivo si è confermata tra le prime 10. E tra i quotidiani ricordiamo che c'è il Sole 24 Ore, domani è un quotidiano provinciale, Varese News. Una bella soddisfazione. Molto, devo dire che è una notizia importante che ci rallegra molto, che di questo ringrazio i nostri giornalisti e soprattutto ovviamente il nostro direttore e il responsabile della parte digital del nostro gruppo, la parte web. E ci rallegra, ci riempie d'orgoglio e ci dà una spinta ulteriore a continuare su questa strada. Il tema del rigore dell'informazione e della veridicità delle informazioni è un tema centrale al quale saremo sempre attenti. Cosa vale sul mercato della notizia oggi una presenza importante e sicura e certificata nel web? Beh, è fondamentale. In un momento in cui le fake news dominano, hanno dominato in parte, diciamo, la comunicazione in tutto il mondo, la veridicità della notizia e, come dire, la legittimazione da parte di un'agenzia internazionale neutra di questo tipo non può che, come dire, rafforzare la nostra posizione della Nuova Sardegna e, come dicevo poc'anzi, permettere a tutti noi di procedere nella direzione appunto che stiamo seguendo, essere attenti e raccontare realmente quello che accade.